Eccoci qua. Vediamo chi è il dito più veloce del web oggi. Vediamo un po'. Aspettiamo. Una persona connessa. Chi sarà mai? Due persone, dai. Vediamo oggi chi è il dito più veloce del web. Una persona, boom. Non ho fatto tempo a di due persone. Oh, di nuovo due, mo ritorna una, Guarda. Ciao Vince, buonasera. Eh sì, oggi sei tu il dito più veloce del web. Complimenti. Tutto a posto, Vince? Com'è andata? Poteva andare meglio. Poteva andare molto meglio. Però dai, non si può avere tutto dalla vita. E vabbè dai, è finita così. Ce ne faremo una ragione, anche perché ormai la partita è finita. Tanto sicuramente è un argomento di cui si parlerà oggi in live, perché sicuramente se ne parlerà. Grande Vince. Buonasera Ale, buonasera. E vabbè Vince, qual è il problema? O in tanti o in pochi, ci sto sempre. L'importante è chiacchierare. Ciao Christian, come state ragazzi? Tutto a posto? Ciao Marco. Ciao Roberto. C'è poco, la partita se la siamo impiccata noi. Grazie mille Christian, grazie mille. La partita sì, ce la siamo rovinata noi. Può capitare, nell'arco di 38 partite può capitare. Lo so Vince, lo so, ma dai che vi riprenderete, non te preoccupa, abbi fede. Ah, di finte, Christian, pensavo di farsi Cagliari. Vabbè, ci sta, ci sta. Inter Cagliari ancora si deve giocare, Cagliari Inter si è giocata e avete vinto 2-1. Ma non è detto, Vince. Non mi piace dare la colpa a un solo giocatore, ma il calciatore ha iniziato una reazione a catena che ci ha portato al suicidio perfetto. Ma io ripeto, sinceramente mi sento di
di frastimare Cacciatore per tutta la partita in generale. Poi per quanto riguarda quell'episodio, io sinceramente non ce la faccio a dargli più, cioè tantissime colpe, perché se fossi stato io al suo posto avrei fatto la stessa identica cosa, cioè quello è un gesto veramente istintivo. Secondo me la vera e propria cazzata l'ha fatta Olsen. Però da una parte è meglio che è stato espulso Cacciatore, perché almeno lunedì contro la Samp sta a casa per una volta. Mamma mia. 4 punti persi con Verona e Lecce da recuperare assolutamente con Lazio. Mi hai detto una cosa da poco, Annabella. Mi hai detto una cosa da poco. Fuori Cacciatore e dentro Pinna, magari, sarebbe anche ora. Ciao Zgn. Sono ancora troppo incazzato per ieri per poter seguire la live. Una consolazione è che comunque le partite di merda ogni tanto capitano tutti, almeno non abbiamo perso. Ma assolutamente, infatti l'ho detto anche nel video, cioè cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno e comunque ci ritroviamo con un bottino di 11 risultati utili consecutivi, che non è mica roba da poco. Quindi diciamo che nella sfiga ci ha detto culo, mettiamola così. Ciao Alessandro, ciao Christian. Ciao Stefan. Ma come ha fatto il Liverpool a perdere col Napoli? Davvero esterrefatto. Il calcio è così. Il calcio è così. 2 punti buttati. Purtroppo Olsen è caduto nella provocazione di quell'idiota di Lapadula. È anche tattica un po' quella, secondo me, oltre a istintività. Olsen ci è cascato a pie pari. A me dispiace quello perché, sai, svedese, temperamento, ti immagini che sia una persona comunque fredda, razionale, che ci ragioni bene sulle cose. Non è stato così in quel caso. Da una parte mi è piaciuto perché ha tirato fuori, diciamo, la grinta, i coglioni, non che non l'abbia mai fatto, ovviamente. Io c'ho impressa ancora quella parata che ha fatto nel primo tempo bestiale, però diciamo che in quel momento serviva molto più raziocinio. I think 3 games out. I think 3, but I don't know. Non lo ripeto, Christian, anche perché direi una bugia. Il Cagliari non è scarso, anzi, sinceramente mi trovo anche in disaccordo con quelle persone che criticano Maran. Cioè, per una partita del genere io non mi sento di criticare Maran, specialmente per i cambi. Perché Rog era un cambio scritto. Era un cambio scritto anche perché era già stato ammonito. E quindi per non rischiare di finire la partita in 8, secondo me ha pensato giustamente di toglierlo. Nainggolan già la capisco un po' di meno, però è normale che, cioè, sappiamo tutti che Maran, quando si tratta di difendere il risultato, diventa qualcosa di allucinante, antiestetico. Io so 2 anni che lo dico, nessuno mi dava retta. Secondo te chi retrocede e chi speri retroceda? Secondo me retrocede la SPAL, il Brescia e un'altra squadra che non te saprei di. Però SPAL e Brescia sicure. Olsen fuori 4 giornate. 4 mi sembrano troppe. Forse 3. Cioè, credo 3. Più di 3 mi è difficile. Che gol dirà? Ne ha fatti più belli, eh?
Sicuramente un bel gol, assolutamente, però ne ha fatti di più belli. Ah, è ufficiale. 4 giornate. Porca troia. Quindi salta Samp, Sassuolo, Lazio e Udinese. Cazzo. Salta la partita con la Lazio. Porca troia. Quanto ti preoccupa la presenza di Rafael in porta la prossima contro la Samp? Ieri ha dimostrato che miracoli da lui non possiamo pretenderli. Ma io sinceramente su Rafael ci ho fatto quasi sempre affidamento perché comunque quelle volte che è stato chiamato in causa, diciamo che il suo compitino l'ha fatto. Sinceramente, secondo me sul secondo gol non è che abbia tutte queste colpe, però è pur vero che ha comunque un'età, diciamo che non lo so, io non ci punterei tanto su Cragno, su Rafael, punterei di più su a sto punto punterei molto di più su Aresti. Mi prenderete per matto, però io nel precampionato Aresti l'ho visto in palla, cioè mi è piaciuto. Quindi non lo so. Mm. Ma tranquillo, Vince che tornerà. Non ti preoccupare che tornerà quel Napoli. Ciao Candy. In Coppa Italia giocherà Resti secondo te? Probabile. Probabile. Penso che però Aresti giochi. No, probabilmente Rafael giocherà quelle campionato, Aresti quelle Coppa Italia. Ciao top players. Abbiamo anche Ciocci della primavera. Sì, abbiamo anche Ciocci. Sinceramente non capisco perché abbiamo dato via Crosta. Chi è che abbiamo dato via? Crosta o Daga? Non mi ricordo. Mi sa Crosta, l'abbiamo dato all'Arezzo. Non vorrei sbagliare. Ciao Nico! Ciao bello! Arezzi non lo prenderebbero neanche al Carbonia. Secondo te che allenatore verrà al posto di Ancelotti? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Abbiamo dato via Crosta, Daga e Vicario in prestito. Vicario mo ricordavo in prestito che è andato al Perugia. Daga sinceramente non mi ricordavo che l'avevamo dato via in prestito. A chi abbiamo dato Daga? Tutto a posto Nico, non ci si lamenta. Te che mi dici? Daga a Livorno. Ma io non l'ho mai visto giocare a Daga a Livorno. Sta a fare il sostituto, cioè il secondo. No, top players, non sono mai andati in Sardegna. Ciao Manuel, ciao caro. Bravo, Ince ha fatto bene. Daga Ison Loan, Stefan. Sinceramente no, anche perché c'è stato in Albania, quindi non ne ho idea. Seterra ha giocato ieri. Io non lo seguo l'Olbia, quindi non te saprei di Nico. Te in termini di di squadre sarde sei molto più esperto di me, quindi mi stupisce anche un po' la tua domanda, eh. È vero, Seder gioca nel Chievo, io ancora sto a pensare all'Orbia. Che coglione, sono un coglione. È vero, regà, mi ero totalmente dimenticato. Mi ero totalmente dimenticato che Seder stesse al Chievo. Me pare di no, però. Me pare che non abbia giocato.
Mi ricordo solo che hanno segnato Vaisanen e Dickman, tra l'altro due difensori. E... boh. Giannetti Setersau. Oh, a me, regà, Giannetti a me mi è sempre piaciuto. Io amo Giannetti. Cioè, mi è sempre piaciuto. È più forte di me, è scarso, ma mi è sempre piaciuto. In che città vivi? Roma, penso si senta anche. Carbonara o matriciana? Carbonara. Al che non abbiamo prestati tanti. Ma gli abbiamo dato pure Codali, mi pare. Gli abbiamo dato Codali, Seter, le Verve, ma non gliel'abbiamo dato noi, gliel'ha dato la Samp. Tra l'altro, regà, ho visto alcune partite di Leverb col Chievo. C'è. Io mi chiedo, è più scarso di Cherry, ragazzi? Mi credete? Coso, Leverb è più scarso di Cherry. C'è un qualcosa che dico, ma il Cagliari l'ha voluto pure prendere in prestito quello. È scandaloso Leverb, è veramente scandaloso. Tanto non so se ti ho salutato Alessandro, quindi ciao Ale. Come ha giocato il Cagliari, se ti è piaciuta la partita? A me sinceramente non è piaciuto né il Cagliari né la partita. Bella France. No, Vince, non l'ho sentito. Ti piace Daniele Ragazzu? Non l'ho visto abbastanza da poterlo giudicare. Se Gianetti avesse segnato quel gol al Genoa alcuni anni fa, mamma mia. Mamma mia. È da lì che è nato tutto il declino dei Giannetti. Secondo te il Cagliari il girone di ritorno scenderà di brutto come fece il Catania nel 2006 che era terzo e poi arrivò 17esimo? Ma probabile, eh? È probabile perché comunque non siamo abituati a stare ad un livello tale, però è pur vero che noi ci troviamo in una zona di campionato dove tutte le altre che sono lì hanno degli impegni di Champions, Europa League e questo comunque nonostante i giocatori siano preparati possono risentirne. Il Cagliari ovviamente ha solo il campionato e la Coppa Italia e questo potrebbe agevolare. Il pallone è rondo e può succedere di tutto. Quindi non dico né che avremo un tracollo allucinante né che arriveremo in Champions League. Ripeto, secondo me l'obiettivo del Cagliari è l'Europa League. Punto. Comunque Daga non è a Livorno, scusa, forse all'Olbia. Io non so minimamente dove sia Daga. Le verbe Andreoli farebbero sembrare Cherry Suarez. Più o meno. Più o meno. Quale gol di Giannetti? Quale quasi gol di Giannetti? Nella stagione era il primo anno che salimmo dalla B, che era nel 2014-2015 siamo retrocessi, 2015-2016 è Serie B, 2016-2017, prima giornata, in trasferta contro il Genoa, che perdemmo 3-1 mi pare. Vai tranquillo, Vince, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. La prima partita che hai visto del Cagliari, chi vorresti prendere per migliorare la squadra dalla Serie A? Allora, la prima partita che ho visto in assoluto del Cagliari fu Cagliari-Juventus 1-1, quando pareggiò di testa Zola. Quella fu la prima partita in assoluto che vidi del Cagliari. Chi prenderei per migliorare la squadra? Sinceramente non ci ho mai pensato, per adesso, perché non mi vengono in mente nomi. Posso dire che sicuramente serve un'altra prima punta che vada a sostituire Cerri e un difensore centrale. Questo è quello che serve, secondo me. Punteresti a vincere la Coppa Italia? Assolutamente, assolutamente la Coppa Italia deve rimanere un obiettivo.
perché comunque se tu magari hai dei passi falsi in campionato, hai comunque la Coppa Italia come backup, diciamo. Ciao Luke, ho letto, cioè me l'hanno detto prima, 4 giornate, porca troia. Esatto Alessandro. È inspiegabile come cosa. Dopo la partita contro la Fiorentina ho guardato i video dei gol almeno 40 volte. Ieri dopo la partita contro il Lecce ho guardato i gol contro la Fiorentina altre 10 volte. Te capisco, te capisco. Questo è un Cagliari veramente da Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché siamo capaci di sfornare prestazioni come quelle contro l'Atalanta a Bergamo e quella contro la Fiorentina e poi fa partire del genere a Lecce. Per carità, il Lecce, bisogna dare pure i meriti al Lecce che ha tenuto bene il campo, perché ci stava a far sudare. Se voi ci fate caso, se andate a rivedere la partita, il Cagliari sulle fasce era completamente bloccato nel primo tempo. Infatti cercavamo tutte verticalizzazioni per Simeone, che puntualmente il Lecce stava messo bene e faceva la linea bene, infatti Simeone stava sempre fuori gioco. Quindi meriti anche al Lecce. Magari in Europa League possiamo andarci anche vincendo la Coppa Italia, è un'altra possibilità. Oppure essendo una finalista e magari l'altra finalista è già qualificata in una Coppa Europea e quindi automaticamente ci andiamo anche noi. La Coppa Italia fatta adesso è un aborto, facessero un sorteggio le quarti finali in poi con le prime 8, il tifo pure Milan. Raja ormai in cazzo che segna da fuori area, porca troia, cioè è una regola non scritta praticamente. Penso che a gennaio uno o due giocatori a Cagliari e poi 5 giocatori all'Olbia, ragazzo Serpin, a comunicazione e portare a Olbia. Non lo so quello che succederà a gennaio, Stefan, non sto nella mente di Carli. Ma è anche il campo, un campo gonfio d'acqua che non riusciva a far giocare bene Simeone. Ma sicuramente è anche colpa del campo, perché comunque sicuramente ci avrete fatto caso pure voi, che quando il Cagliari passava il pallone, o il Lecce passava il pallone, c'era il pallone che lasciava la scia sul campo. Purtroppo ormai la partita l'hai fatta cominciare, rinviarla un'altra volta sarebbe stato inutile. Vabbè, ormai attaccarsi a queste cose, tanto la partita è finita. Amen. Mettiamoci una pietra sopra e pensiamo subito a lunedì prossimo contro la Samp. Io comunque ad anno lo avrei tenuto, sinceramente anch'io. Io vorrei Carrasco. Io pure, Marti, ma quello sta in Cina, non si sa quanti milioni più all'anno. Speriamo faccia qualcosa per tenere Nainggolan. Vedremo le trattative con l'Inter. Secondo me il Cagliari finirà imbattuto in trasferta, fammi dare una grattata, va. E niente, sosteniamo Rafael, già i brividi. Questo ci abbiamo. Ciao Simo, tutto a posto, te? Ricordi il tabellone del Cagliari in Coppa quest'anno? Hanno crocifisso Adan per una partita e non Agazzi in 4 anni. Io ragazzi l'ho sempre uno dei portieri più scarsi che il Cagliari abbia mai avuto. E ricordiamoci che abbiamo avuto Kader Giannakis, il che è tutto dire, è veramente tutto dire. Comunque, se non mi sbaglio, becchiamo la Samp e poi se vinciamo, non vorrei sbagliare, ma ci abbiamo l'Atalanta. Però non mi ricordo. Meeting Colby can stay up in Serie C or something. I think so, Stefan, ma non ce la faccio a spiegartelo in inglese, scusa Stefan. Sicuramente ci avranno bisogno anche dei più tifosi, ma non ho visto un vero e proprio progetto concreto per andare in Serie B da parte dell'Olbia. Ancora mi è rimasta sullo stomaco la partita di ieri, come a tutti immagino. Penso che un po' tutti è stata indigesta, però per come si era messa, veramente un punto e oro. Ragazzi, non mi dispiaceva. Beato a te, Giuseppe. Beato a te.
Biancarini era ancora più scarso come portiere. Purtroppo non me lo sono potuto godere, o forse non me lo ricordo. Il gol più bello che ti è rimasto nel cuore. Uno di quelli di cui mi sono innamorato e di cui non sento parlare quasi mai è quello che fece Nainggolan contro la Samp a Marassi. Poi il gol di Barbo che fece contro il Catania. Il gol di non me lo scorderò mai. Il gol di De Iola alla prima giornata di Serie B contro il Crotone. Ho letto, Francesco, ho letto 4 giornate. E Lazio e Roma che godono. Ma sinceramente ha poco senso godere adesso. Cioè, se qualcuno effettivamente gode del fatto che noi abbiamo pareggiato con Lecce alla 13ª giornata non ha senso. Cioè, cosa godono? Manco a dire che il campionato finisse la giornata prossima. Cioè, ce ne stanno altre 25 da fa. Quindi, che ne pensavi di Agazzi dopo le papere con la Samp? Non oso immaginare. A me Agazzi non è mai piaciuto. Ma le pubblicazioni di Cellino sembrava ubriaco. Non le ho lette, quindi. 4 giornate ad Olsen, sì, vabbè, l'avevo letto. Io ricordo sempre con piacere l'immenso Mbomà. E io purtroppo Mbomà non l'ho visto. Cosa ne pensi di quelli che hanno insultato sotto il video di ieri? Ah, sinceramente non è affar mio. Ripeto, a me fanno ridere. Anzi, se mi insultano, la cosa bella è che io gli rispondo pure. Perché poi con un commento si azzittiscono. Ma a me non è tanto che mi dà fastidio il fatto che mi insultino, perché se tu carichi un video su YouTube la metti già in conto sta cosa, ma il fatto che non guardino il video, a me è quello che non riesco a capire. A me mi dà fastidio quello, però vabbè. Scusate. Regà, what you working with significa con chi sto lavorando? Chiedo magari a chi sa l'inglese meglio di me. Perché non so come rispondere a quella domanda. Anch'io sono di Roma e tifo Cagliari, grande Federì, grande. Sì, ma cioè Cristian, a me uno mi ha scritto un commento che m'ha fatto troppo ridere perché mi ha detto: Ah, io ho cliccato su questo video pensando fosse il video degli highlights, mettete queste copertine fuorvianti per fare più visualizzazioni. Cioè, io in 2 secondi gli ho smontato la tesi dicendo: primo, dove hai letto highlights? Secondo, io uso sempre queste copertine. Vatti a vedere le copertine dei vecchi video e vedi come sono fatte, se lo stile è lo stesso. Poi, dopo che sei andato a controllare, vedi o no se è il caso di scrivere un commento del genere. Cioè, a me è quello che mi fa ridere. Perché mi insultano, ma non c'hanno nemmeno le basi per insultarmi. A me è quello che mi fa ridere. Quando ritorna dall'infortunio Gragno, non lo so, penso che comunque verso dicembre e gennaio dovrebbe tornare. Ciao Giuliano, ho fumato poco fa, mo tra un po' rifumo. Mica sono una ciminiera, oh, dammi tempo. Ti giuro, Christian, ti giuro. Cioè, so commenti veramente che lasciano il tempo che trovano. Godimento a Juve Cagliari 2-3, immensa.
immensa, spettacolare, veramente bellissimo. Intanto hai fatto più di 30.000 visualizzazioni. T'ho detto pure in privato, a me sinceramente me ne sbatte il cazzo delle 30.000 visualizzazioni, me ne sbatte il cazzo pure dei dislike. Avrei preferito farne 1.000, ma parlate una vittoria del Cagliari. Il fatto che non ricordi in Bomaio sì evidenzia il fatto che sto invecchiando. Vabbè, non la mette su sto punto, dai. Domanda: ti è mai capitato di sentire una radiocronaca del Cagliari del grande Vittorio Sanna? Assolutamente sì. Ho avuto anche la fortuna di fare alcune live con Vittorio Sanna. È stato veramente un onore per me. E penso che quella che mi è rimasta più impressa è stata quella di Cagliari-Napoli 2-1. Il cacciate via le streghe dal Sant'Elia, penso che sia stata proprio la ciliegina sulla torta del tifare Cagliari, quella radiocronaca. Sono veneto e dico forza Castello, qui tutti tifano solo per le big. Grande Marco, grande. La città che ti piace vivere o la città più bella secondo te? Secondo me la città più bella al mondo, sono molto di parte, è Roma. Città che vorrei visitare assolutamente c'è Cagliari, Barcellona, New York, Tokyo, ce ne sono un po'. Ha giocato malissimo il Cagliari, lo so Candy, lo so, lo so. E qualcuno si è disiscritto, ma fa nulla, noi siamo una famiglia, l'importante è che ci siamo noi del Cagliari. Ma fossero per me si possono disiscrivere pure tutti. Che cazzo ne frega a me? Tanto con 1600, quanti cazzo ce n'ho, o 10 iscritti, la vita mia rimane la stessa. Cinema Brescia intanto non si smentisce mai, il patatrack creato dal nulla. Affari loro, già so ultimi. Ho avuto mio padre allenatore del Cagliari per 7 anni, ma allenatore della prima squadra? Mi sono innamorato dei colori rosso-blu e te credo. La radiocronaca del gol di Nenè mi mancava, devo essere sincero, Quella mi manca, Adam, quella mi manca. Era meglio far giocare Fargo, lo so. Parliamo del Cagliari, ma senza gufare, che posto pensi possiamo raggiungere a fine torneo? Cerca di uscire dall'ultra che sei. Io ripeto, sono convinto, ma lo sono convinto, cioè lo sono da agosto, che il Cagliari punti all'Europa League. Poi che ci arrivi o meno, questo lo potremo sapere solo a maggio. Però secondo me l'obiettivo del Cagliari è l'Europa League. Pronosticare una posizione finale è impossibile, è veramente impossibile, perché nel calcio tutto può succedere. Quanti avrebbero detto che avremmo battuto il Napoli al San Paolo? Penso nessuno, però è successo. Quindi, ripeto, non so in quale posizione arriverà il Cagliari, ma sono certo che come obiettivo c'è l'Europa League. Secondo te Messi vincerà a mani basse il pallone d'oro? Probabile. Anche a me piace Roma, è il sogno andarci a vivere e visitarla perché ancora non l'ho vista. Eh,
Peccato il problema della monnezza e di Zingari, perché sennò è la città più bella del mondo. Ciao Nurages, partita brutta e per come si era messa un punto è oro, è veramente oro. Ciao Atomic Bro, Pantanelli, Iezzo, Kader Giannakis, Marchetti, Cragno, Cazzi, Abramo, Colombi e altri che non ricordo. Adan, Silvestri, Gabriel, Storari, ce ne stanno un po'. Ciao Bazuzu. Storia drammatica, il mio avversario al Fanta aveva Belotti titolare e Caicedo primo panchinaro. Belotti esce rotto senza ora e entra Caicedo, risultato pareggio. Aia. Ciao Miro, ieri nel post partita mi aspettavo un tuo intervento contro Maran. Secondo te quanto è stato decisivo il cambio di Ionita Simeone? Poco, o meglio, poco a livello di gioco, tanto a livello di morale, però a livello di gioco veramente poco. Che ne pensi di Ancelotti, super allenatore o sopravvalutato? Super allenatore, che sta avendo dei problemi, come possono capitare a tutti. Ti piace Rafael come portiere? Una volta mi piaceva, ma adesso no. Dateci un po' di gioco. Mica è colpa mia. No, non lo conosco Marco, non lo conosco, devo essere sincero. Ciao Miro, benvenuto al gioco delle preferenze. Olsen o Cragno? Olsen. Cioè, Cragno, scusa. Avevo pensato a Olsen o Rafael. Ciao Ale, 4 giornate ad Olsen, brutta storia. Se l'hanno andata a cercare, quindi c'è poco da parlarne. Avrei voluto scrivere un commento sul fallo di mano di Quadrato, ma poi ha giocato calciatore e niente, ho cambiato posto. Questa è bella. Ieri abbiamo fatto un casino, e che casino che abbiamo fatto. Chi te l'ha trasmessa, penso, la voglia di rifare Cagliari e non la Lazio o la Roma? Diciamo che nessuno mi ha trasmesso la voglia di fare Cagliari. Di fare Cagliari è nato spontaneo, nel senso... Non, non sono mai stato spinto a tifare né una squadra ben precisa, quindi nato da solo. Ecco. E poi non la Lazio, le ho tifate tutte e due da bambino, però le tifavo perché le tifavano gli altri, non perché piacevano a me. Gli FRS di ieri poche volte l'ho visto così a Cagliari, sembrava Maradona. Quando uno vuole giocare in un posto in cui vuole giocare, gioca bene. Che palle, oggi danno Juventus Atletico Madrid sul canale 5, ma sti cazzi da Juve. Ti ricordi la tua peggiore inculata al Fanta? Fortunatamente no. Europa League solo se varrà anche il settimo posto. Juve, Inter, Napoli, Lazio, Roma ed Atalanta sono superiori come organico. Se poi con Pavoletti e Cranio facciamo il salto non lo so. Allora, il settimo posto vale solo tramite la Coppa Italia, non è detto. Però cioè, andrebbe bene anche quello, nel senso basta che sia Europa. Anche se Europa League diretta sarebbe meglio perché il settimo posto comunque riporterebbe ai preliminari di Europa League. Pareggio annunciato. Non sono di questo parere, però rispetto la tua opinione. Aspettate un attimo, ragazzi. Ecco. Olsen di certo non fa sentire la mancanza dell'uomo cranio, a cui auguro una prestissima guarigione. Assolutamente. Allenatori che hai più amato e quello che non potevi più vedere. Allora, allenatore che ho più amato,
Allegri, assolutamente Allegri. Allenatore che non potevo vedere, Rasselli, Zeman e Zeman e Rastelli principalmente. Fai un podio con Ceppitelli, Pisacane, Clavan. Pisacane, Ceppitelli, Clavan. La verità è che Farias non andava venduto, per me poteva essere molto utile come alternativa a Joao Pedro, o almeno io non lo avrei mai dato. Il problema Ale è che lui non voleva rimanere a Cagliari, quindi che senso ha far rimanere a Cagliari un giocatore che non vuole rimanere? È stata la cosa più giusta darlo via. Tra le rivelazioni di questo inizio di campionato, che inseriresti tra le più clamorose a livello di giocatori? Penso che comunque Tonali e Bisoli possano far parte di questa cosa. E, poi che altro c'è di rivelazione vera e propria? Rog, però Rog non è una vera e propria rivelazione. Castrovilli, esatto, Castrovilli e Vlahovic. Penso siano le rivelazioni più grandi. Ciao Albi, come mai hai cambiato profilo su Insta? A proposito, ecco, vi ricordo di andarmi a seguire sul nuovo profilo Instagram, vi lascio il nick qua. Questo è il mio nuovo profilo Instagram e ho cambiato profilo perché semplicemente quello vecchio ormai me lo guardavano soltanto i bot, cose varie, tutti i cazzi strani, avevo comprato i follower tanto tempo fa, non è che ci ho speso i soldi, però dico comprare per far capire la cosa, e c'avevo 5.000 iscritti, di cui, cioè 5.000 follower, di cui praticamente 4.009 falsi, quindi senso aveva tenerlo in piedi quel profilo e quindi ho deciso di cambiare, semplicemente questo. Se arrivi in finale di Coppa Italia devi vincerla per forza, non basta essere solo finalista per andare in Europa. Sì, Alessandro, se l'altra squadra con cui ti giochi la finale è già qualificata per una Coppa Europea, tu automaticamente vai in finale. Se tutte e due le squadre che giocano la finale di Coppa Italia sono già qualificate per una finale europea, cioè per una Coppa Europea, anche il settimo posto vale per l'Europa League e quindi di conseguenza chi sta al settimo posto andrà a giocare i preliminari, mentre se tutte e due le squadre che fanno la finale di Coppa Italia non sono qualificate per un posto in Europa, la vincente andrà direttamente in Europa League. Perlomeno questo è il regolamento che so io. Hai mai visto un'intervista a Gigi Riva in cui parlando dei sardi dice noi, poesia? Purtroppo no, non l'ho vista. Segui la Premier League solo a livello di risultati, non a livello di partite. Un'esclusiva per te, potrebbe entrare Fabio Pisacane nella tua diretta tra poco. Ma non credo, Albi, non credo. Come sta andando Sau? Sinceramente non l'ho visto il Benevento. Io abito a 200 metri da Conti e Nainggolan, abito nello stesso quartiere, lo vedo quasi ogni giorno con le figlie in macchina. Beato te, beato te. Lautaro Martinez secondo me è una rivelazione. Ha già fatto bene l'anno scorso, quindi non parlerei di rivelazione. E anche Ghiglione del Genoa è una rivelazione. Kulusevski, Malinowski, quelle sì sono rivelazioni. Che ne pensi del mio Milan, che è stato in una situazione disastrosa? Ciao Giampaolo. Sì, la maggior parte erano comprati. Per esempio, c'avevo la foto Coppiniglia sul mio vecchio profilo che c'ha 50.000 mi piace, cioè, perché avevo craccato il telefono e avevo fatto in modo di ricevere praticamente tutti i follower che mi pareva e tutti i mi piace che mi pareva sulle foto e quindi avevo pompato al massimo il profilo.
A gennaio il 5 andremo a Torino. Questo Cagliari secondo te può fare il risultato contro la Juventus? Se giochiamo bene possiamo creare qualcosa di pericoloso, però non parlerei di risultato. Vabbè, potevi rimanere con quello, presumo, volessi intendere, Christian, così avevi più follow. Sì, ma non aveva senso avere più follow, ma di persone che non esistono. Tanto è un profilo Instagram, cioè va bene così. Non è così, noi arrivammo in finale di Coppa Italia nel 2016 contro la Juve e perdemmo, non andammo in Europa, perché eravate già qualificati per una Coppa Europea, evidentemente, forse per l'Europa League, e di conseguenza si è perso si è cosato per il settimo posto. Ciao Miro, ciao Paolo, Cacciatore deve stare in panchina, un vero disastro, assolutamente. Chi tifi in Premier, Liga e Bundes? In Premier Aston Villa, Arsenal, in Liga Real Madrid e Valencia, e in Bundes nessuna. Kulusevski al Fanta mi sta facendo eiaculare, beh. La canzone di Claver Goal, comunque hai ragione che metti i brividi. Quella Argo è bella bella. Malinowski lo seguivo e ammiravo ai tempi del Genk e io non l'ho visto, quindi ha fatto un solo gol in B e viene fisso sostituito. Vabbè, in Serie B. Ha sbagliato molto anche Maran ieri, ma sinceramente non penso che abbia sbagliato tutto sto granché Maran ieri. Non sono totalmente d'accordo. Credo che ieri sul 2-0 la partita l'abbia perduta Maran, con cambi secondo me errati. Cosa ne pensi? Allora, secondo me sappiamo che Maran quando va in palla incomincia a fare cambi un po' strani. Il cambio di Rog sinceramente lo capisco, perché era già ammonito e non voleva rischiare di rimanere in 8 e ci sta. Il cambio di Nainggolan lo capisco un po' meno e il cambio di Simeone sinceramente per me non c'è tutto sto scalpore, perché comunque si sa che lui tende a difendersi. E quindi anche perché Simeone non è che abbia fatto tutto sto granché in partita, quindi Fabio Pisacane vorrei tanto che fosse quello vero, ma ne dubito fortemente. Ciao Fabio comunque. Quindi secondo me non sono stati cambi a farci perdere il 2-0. Olsen lo rivedremo nel 2020? No, o forse sì, forse sì. Oggi niente bitter, oggi no. Voto per Maran ieri 4. Se entrava Ceri al posto di Simeone, di chi sarebbe stata la colpa? Ma non lo so sinceramente. Sì, lo so, Olsen salta 4 giornate. Sì, quindi per forza nel 2020, sì. Ha solo dato modo a Lecce di alzarsi, infatti 2 minuti dopo capovolta la partita. Sì, ma per lo stesso motivo, cioè, ha fatto la stessa cosa a Napoli, però con Napoli siamo comunque riusciti a portare la partita a casa. Anzi, stavamo pure sotto cioè, stavamo in vantaggio soltanto di un gol. Però a Napoli è successa la stessa identica cosa. Secondo te, visto il tono molto dimesso delle interviste post partita di Lecce, i giocatori del Cagliari, lontano dai microfoni, credono in un piazzamento UEFA o addirittura Champions? Ripeto, secondo me l'obiettivo del Cagliari è l'Europa League. Punto. È il vero Pisacane, fidati. Ma come faccio a fidarmi? Non ci vuole niente che uno si crea un account e scrive Fabio Pisacane. Infatti. Ma quanti account c'hai, Albi? Dici che Maran non ha colpe, gli dai 4. Gli do 4 perché comunque la sua mentalità difensivista, quando si tratta di queste situazioni, le tira fuori e a me è quello che non piace.
è un fatto di mentalità. Chi vince la Champions? Sinceramente non lo so e non mi importa. Mancano 2 minuti, non 15 a Napoli però. Io avrei atteso ancora qualche minuto per gestire la situazione, ma è semplicemente il mio parere. Ma partiamo pure dal presupposto che il fattore scatenante è stato il fallo di mano dei Cacciatore, che poi da lì è succeduto tutto. Quindi mettiamo caso Cacciatore non l'avesse presa di mano, adesso probabilmente staremo a parlare di un'altra partita. Quindi. No, ma ogni tanto qualche partita della Champions me la guardo, ma non è che me la guardo con tutto sto interesse, sinceramente. Norwich, Valladolid e Amburgo. Si vedeva dalla faccia, Maranna era proprio in panico, ma ogni volta in una situazione del genere va in panico. Ogni volta. Ne hai tre, minchia, Albi. La mentalità di Maran è di fondo difensivista, ma senza le cazzate di cacciatore Olsen ragionevolmente avremmo vinto. Però Argo con i se e con i ma la storia non si fa. Quindi, sinceramente, basta anche parlarne. Né per cattiveria, però tanto ormai la partita è finita. È finita 2-2. Potevamo vincere, potevamo. Basta. Cioè, adesso basta, bisogna pensare alla Samp. Punto. Anzi, alle due partite con la Samp. Il Cagliari doveva attaccare anche dopo il 2-0 come contro la Fiorentina. Dopo il 3-0 abbiamo continuato a pressare. Lo so, però. Se mio nonno aveva tre palle era un flipper, esatto, Vale. Certamente gli serve un sostituto decente di Joao Pedro e Simeone. Ma il sostituto di Joao Pedro è Castro. Il sostituto di Simeone è Cerri. Per adesso. Parliamo della gnagna invece. Subito col trend topic. Se battiamo la Samp, Lecce sarà dimenticata sicuro. Probabile. Probabile. Che ricordo hai del maestro Giampaolo a Cagliari, ma non ho tutto sto ricordo, Ale, anche perché tra un po' non mi ricordo nemmeno come mi chiamo io, quindi figuriamoci. Io farei giocare Pin, anch'io sinceramente. Madonna, ma che è tutti sti account fake dei giocatori del Cagliari? Porca troia. Ciao Massimiliano, l'importante è pensare alla prossima giornata, più determinati che mai, assolutamente. Assolutamente. Infatti ho parlato di sostituto recente, evidentemente Varane non ha fiducia né in Cerri né in Birsa. Birsa, da quello che so, è infortunato. Ha avuto una ricaduta per quanto riguarda il polso, se non mi sbaglio, e quindi è out. Su Cerri, cioè, regà, parliamoci chiaro, io non c'ho nulla contro l'uomo, però Cerri ha degli evidenti limiti, non può giocare in Serie A. Olsen in Coppa Italia può giocare? Penso di sì, penso che la squalifica valga solo per la Serie A. Però a questo punto credo che in Coppa Italia magari giochi Aresti. Mi spiace per Cerri, ma lo vedo come un buon attaccante da Serie B. Sì, alla fine è quello. Sì, la primavera, l'attaccante Caiena è una bestia, abbiamo un signor futuro attaccante. Purtroppo non riesco a seguire la primavera perché non riesco mai a guardarla, perché non so nemmeno dove guardarla. Era regolare
la mano di Quadrato a Bergamo lì? Secondo me sì. Birsa non gioca più, ormai è un panchinaro, se ne riparla il prossimo anno quando Nainggolan andrà via. Se andrà via. Perché dovrebbe giocare Aresti in Coppa Italia? Perché di solito in Coppa Italia si fa sempre il turnover del portiere. E dato che adesso giocherà Rafael, probabile che in Coppa Italia potrebbe giocare Esti. La prima era su Sport Italia, dovrebbe essere, ma io non ce l'ho Sport Italia. Cioè su Sky non c'è più. La danno su Facebook. Io ho le notifiche attivate per quanto riguarda il profilo del Cagliari, ma non mi è mai arrivata una notifica. Sì, ma se tanto Olsen non gioca in questa giornata, potrebbe giocare in Coppa. Sì, quello sì. Comunque non penso che la squalifica valga anche per la Coppa Italia. Quindi questa settimana ti hanno chiamato al lavoro, manco una volta, né ieri né oggi. Sono 2 giorni che sto a casa. Comunque un po' di fiducia a Rafael la darei, è comunque un buon portiere. Sinceramente, prima era un buon portiere, adesso non mi piace. O perché Cragno ci ha abituato bene insieme a Olsen. Io penso che per Olsen siano troppe 4 giornate. Tu? No, io penso che siano giuste. Ha fatto una cazzata e ne deve pagare le conseguenze. Rimarcare le cazzate di Cacciatore Olsen non vuol dire fare delle ipotesi. Però tu non hai rimarcato le cazzate. Tu hai detto senza quello staremmo parlando. No, aspetta, vado a rileggere il commento perché poi dico una cosa sbagliata. Ah, ah, ah. La mentalità di Maran è di fondo difensivista, ma senza le cazzate di Cacciatore Olsen ragionevolmente avremmo vinto. Stai parlando di un'ipotesi, perché hai usato il condizionale, ma. Cioè, no, il condizionale è se. Comunque ho usato la parola ma. E dato che non è andata così e non lo potremo mai sapere, secondo me è un'ipotesi. Preferisci estate con giornate lunghe o inverno con giornate corte? Io sono molto più per l'inverno, però mi piacciono le giornate lunghe. Ieri ho visto un Cagliari che per 80 minuti è riuscito ad adattarsi a un campo molto difficile che non favoriva il nostro gioco contro un ottimo Lecce. Poi ci siamo assolutamente. Puoi salutare il mio amico? Ciao Pepe. Sì, ma dare alla Padula 2 giornate ad Olsen 4 è una cazzata. Sì, adesso Rafael sarà un brivido ogni pallone in aria. Regà, quante giornate gli hanno dato? Cioè, sti cazzi. Tanto ormai è andata. Quindi lamentarsi non ha senso. Me lo ripeti ogni volta, Cristian, io non so che dite. Se la società fa ricorso gliene riducono a 3. Ma non penso che il Cagliari ci abbia voglia di fare ricorso. Cioè, come fai a fare ricorso? Cioè, sprechi tempo, perché dai, è meritato. No, ma infatti su questo Argo sono d'accordo con te assolutamente.
non me la sento di incolpare Maran per il 2-2. Però appunto ormai non ne parliamo più perché tanto la partita è finita. Secondo te ha senso provare ragazzo ogni tanto? Per me è un ottimo giocatore, l'ho visto anche dal vivo al ritiro ripeio. Io ribadisco il fatto che se fino ad ora ha giocato soltanto in Serie C o in Serie B dopo l'esperienza di Cagliari, un motivo c'è. Che ne pensi del Torino? Squadra strana, squadra molto molto strana. Ti piacciono i messaggeri della Dopa? Che so? Non ho idea di chi o cosa siano. No, Christian, 4 giornate sono assolutamente giustissime. Se le merita tutte. Mi dispiace ammetterlo. Anche perché poi per me è una doppia inculata, perché ce l'ho pure al fantacalcio Olsen. Però, parliamoci chiaro, se le merita tutte. Cioè, è giusto, è giusto. Così magari la prossima volta ci pensa due volte. Le partite della primavera si possono vedere sul sito di Sport Italia. Ah, ok. Allora, se si possono vedere sul sito, magari qualcuna me la recupero. Ma il figlio del capitano in che ruolo gioca? Pure lui mediano? Quest'anno il Torino per me può retrocedere tranquillamente. Ha un gioco degno dell'eccellenza, un allenatore che quest'anno non ci sta capendo nulla. Per quello che dico che è una squadra strana. Intanto ci sono buone notizie per il nuovo stadio. Avete letto? Sinceramente no. Sono un gruppo musicale. Non li conoscevo. Ah, un mediano pure lui. Buono. Me devo fare una cultura sulla primavera. Me devo fare assolutamente una cultura. Non conosco nessuno, il primo. Ah. Ciao Fabri, buonasera. Vieni a Reggio Emilia a vedere Sassuolo Cagliari. Sì, magari. Sei stanco? Vorrei tanto essere stanco, perché vuol dire che ho lavorato. Sinceramente il Cagliari non ha mai utilizzato i talenti della primavera per far crescere la prima squadra, a parte Barella. Prima di arrivare a realtà come l'Atalanta ce ne vuole. C'è stato Murru, ce ne sono stati alcuni della primavera. C'è stato Pisano, qualcuno c'è stato. Ciao Nerazzurro Skin, ciao Matti. Non è carina la Sardegna Arena, costruita in 4 mesi davvero fa impressione vedere il risultato. Però è permanente, cioè è permanente, è provvisorio, scusa. Quindi prima o poi bisognerà cambiare per forza.
A Reggio Emilia saremo tantissimi, grandi, grandi. Mi raccomando, fatevi sentire. Io sono stato a Roma, tornato a casa distrutto, completamente stanco, senza voce, ma lo rifarei altre 1000 volte. C'avevo 6 anni sul groppone da smaltire, quindi mi raccomando, strillate pure per me. La Sardegna Arena fa pena, dai, vogliamo il nuovo sì a Cagliari Stadio. Bisognerà farlo per forza. Sì, a Reggio Emilia ci potrebbe andare Nico. Assolutamente. Non ti preoccupare. L'obiettivo del Cagliari è l'Europa League. Senza se e senza ma. Per me, ovviamente parlo sempre per me. Quest'anno mi sparo Reggio, Udine, Verona, Bologna, Brescia e Ferrara. Mi coglioni. Non si nota, ma i tuoi capelli sono ricci? Sì, sono ricci. Nerazzurro Skin può confermare. Ricordi il gol di Barbo contro la Giove? No, quello contro la Juve sinceramente non me lo ricordo. Mi ricordo quello contro il Catania. Contro la Juve no. Il Cagliari ritornerà ai fasti degli anni 70 solo col nuovo impianto. Siamo un po' stufi di essere definiti squadretta dai tifosi delle squadre più blasonate. Ma sinceramente, Ale, a me mi possono dire che so di una squadretta, che tipo una squadra di merda, però se me lo vengono a dire significa che ci danno importanza. Quindi magari è necessaria la destra perché io ho i biglietti gratis, però per la tribuna centrale, sinceramente vorrei andare in curva. Ma da quello che ho saputo io, che io ho avuto un casino per fare i biglietti perché me l'hanno regalati, eccetera, eccetera, praticamente si sa tipo una settimana prima o qualche giorno prima se c'è bisogno della tessera o meno. In linea generale, in quasi nessuna partita ormai, tranne quelle proprio più sentite, in trasferta c'è bisogno della tessera, basta il biglietto del settore ospiti e puoi entrare tranquillamente. Ovviamente munito di documento, ci mancherebbe. Però non ci dovrebbe quasi mai essere bisogno della tessera del tifoso. Però prendi le mie affermazioni con le pinze perché io mi sono fatto soltanto una trasferta dopo 6 anni, che è stata quella di Roma. E non c'avevo nemmeno i biglietti per il settore ospiti, c'avevo i biglietti per la curva nord io. Ragazzi, per lo stadio bisognerà aspettare, a quanto dice Truzzo, almeno 4 anni. No delibere, no parti. Aspetteremo tanto. Così tocca fa. Ma Nainggolan ce lo ridate a gennaio, siamo un po' in emergenza. Ci avete dato voi. Che fate? Prima date i giocatori e poi rivolete indietro. Oh. Conte non voleva puntare su di lui e ci puntiamo noi. Qual è il problema? Ti piace la canzone You Don't Know? Ti sto per dire praticamente la traduzione, ma io veramente questa canzone non la conosco. Ha letto in queste settimane i commenti dei tifosi sotto gli articoli dedicati al Cagliari, si avverte proprio come rosicano. Sembra che il Cagliari occupa un posto che non gli compete. Significa che cominciano ad aver paura. Ma io sinceramente, come prima e come dopo,
Me ne sbatto il cazzo di quello che dicono gli altri. Io penso alla mia di squadra, come tutti gli altri dovrebbero pensare alla loro di squadra. Nel momento del gol di Kalinic poi annullato, come ti sentivo? Quale gol di Kalinic? Ah, quello contro la Roma. Ah, sinceramente non ci stavo a capire un cazzo. Cioè, io non stavo capendo un cazzo. Infatti, ho scritto pure sul gruppo della Castello Schiù dicendo: Ma che cazzo è successo? Perché noi stavamo praticamente dalla parte opposta, non si vedeva una minchia, ve lo giuro. Gol di Barbo contro la Juve era a maggio 2013, gol in contropiede scartando mezza squadra. Non me lo ricordo, ve lo giuro. Maria Grazia è andata a Roma, è una mia parente, se la vedi salutala. E come cazzo faccio a riconoscerla, Christian? Sai quante Maria Grazia ci stanno a Roma? Ma a me sinceramente nemmeno mi fanno divertire. Provo pena per chi li scrive, ma pena sincera. Chi preferisce da 50 Cent, Cashish, spero di averlo pronunciato bene, e Liad Bank, pure questo spero di averlo pronunciato bene. 50 Cent, ma perché conosco qualcosina di più, gli altri non li conosco proprio. Conosci Bad Guy di Billie Eilish e Delicata Dolce? Questa è bella. Ficcarenti gli piaceva come allenatore, non mi ha mai entusiasmato. Quando ha annullato il gol al Kalinic ho goduto come un maiale. Pure noi. Infatti nella live reaction allo stadio, quando dico andatevela a piander culo, è perché c'era arrivata la conferma che il gol di Kalinic era stato annullato. È da ieri che sono incazzato e non mi va giù. Fatta passare, Fabri, che so arti i problemi. Tu però non hai mai vissuto un Cagliari Torres di Serie C con 60.000 persone al Sant'Elia. Ero piccolino, mi ci portò mio padre, una bolgia assurda. Purtroppo non ho mai visto il Cagliari in casa nemmeno, quindi troppe cose non ho visto. Se lo chiedi a me se ho goduto. Vabbè, te sei de parte al camma. Quattro giornate per Olsen è assurdo. Non sono assolutamente assurde, sono più che giuste. Se le merita tutte. Se le merita tutte. È inutile che ne stiamo a discutere, raga. Cioè, fare una cosa del genere è veramente il minimo. Non si attaccamo a ste cose. È giusto, raga, cioè. Ma non penso nemmeno che. No, 4 sì, Ale. 4 sì, Ale sa. 4 so più che giuste. 4 so più che giuste. Se tu alzi le mani contro un altro giocatore, mani a fanculo chiunque ti si capita davanti, tu te becchi 4 giornate e stai zitto, e stai zitto. Non c'è sta tanto da sindacare. Ma io la multa la metterei solo in caso di recidività del gesto. In questo caso no, perché comunque è la prima volta che succede. Però non deve più succedere. Io ogni volta che gioco a una squadra che mi interessa entro in una tensione spaventosa, oppure qualcosa va storto in ogni secondo e se il risultato è negativo cado in brutte crisi esistenziali. Ma, sinceramente io sono un tifoso passionale, ma entro certi limiti. L'emozione più grande della mia vita fu il 3-1 alla Fiorentina, l'ultima di Serie B nel 2003-2004, quando entrammo in campo con la squadra all'inizio partita, tutti dipinti di rossoblu, emozione incredibile. Io ero pupo nel 2003-2004.
Per farti capire che la passione dei cagliaritani è molto forte, uno stadio da 30.000 posti ci sta stretto, nei big match potremmo fare tranquillamente 40.000. Sinceramente a quello che ho visto negli ultimi anni, secondo me 30.000 posti va benissimo. La Padula 2 e Olsen 4, la vedo sinceramente scorretta anche perché la Padula sta rompendo il cazzo solo perché ha lanciato il pallone. Ha ragione per il discorso, però bolla, ormai la cazzata l'ha fatta. Ma a me di quante giornate abbiano dato alla Padula me ne sbatte il cazzo, perché tanto è un giocatore del Lecce, ci penseranno i tifosi del Lecce a dire se è giusto o meno. Tanto da quello che ho letto nei vari commenti, a quanto pare meritava solo il giallo per loro, vabbè. Fatto sta che a me mi interessa di quelli che ha preso Olsen, delle giornate che ha preso Olsen. Sinceramente per quello che ha fatto le 4 giornate sono giuste. Non essere così cattivo con Maria Grazia, ma non è per essere cattivo, è che a parte che sai quante Maria Grazia ci stanno a Roma, poi va a capicchi, Roma non è che è piccola, cioè, Roma è enorme, quindi secondo te l'espulsione di Olsen sarà la nostra rovina? Sarà un bel cazzo per culo, ma la nostra rovina no. Sono d'accordo con te, Marco. 25-30.000 posti, non di più. Mi insegni a come vivere la partita tranquillamente? Che te posso insegnare io? Sinceramente, a me è una cosa che è nata spontanea col tempo. Ho capito che alla fine incazzasse più di tanto e fate venire il sangue amaro per persone che comunque guadagnano tranquillamente a prescindere che tu sia felice o disperato, lascia il tempo che trova. Per carità, te ce poro del culo per una partita persa, per un pareggio, per un qualsiasi cosa, però dopo un po' incominci a capire che le priorità nella vita sono altre. Pisacane è uscito dalla live senza salutarti e vabbè. Prenditi l'Exodan. Madonna, no così, oh. Intendo vivere il match senza tensioni e paura. Se uno durante una partita non sente tensione e paura, secondo me non ne vale la pena nemmeno che spreca 90 minuti della sua vita a guardare una partita. A meno che non è un tifoso neutrale. Però se si sta parlando della propria squadra, penso sia impossibile vivere una partita senza tensione o cose del genere, perché è il gioco quello. Non sono d'accordo, quest'anno il Cagliari fa i primi posti in Serie A per riempimento dello stadio, se la squadra va bene lo stadio si riempie. Ho capito, ma quest'anno vai a vedere gli anni scorsi e gli anni ancora prima. Quanti ne facevamo? 25-30 mila sono perfetti, 35.000 già sono troppi. Che ne pensi del caso Napoli? Sinceramente non mi interessa. Lo spero pure io che non faccia rimpiangere Olsen. No, ma poi come se io appena vedo una alta, riccia e magra, gli chiedo, ma sei Maria Grazia? Capito? Intendo il fatto di non avere ripercussioni in caso di sconfitta e capire che è solo un gioco. L'hai detto tu stesso, cioè ci sta che per quei 5-10 minuti dopo che è finita la partita ti rode il culo se perdi o pareggi tipo ieri. Però devi pure capire che tanto loro i soldi piano comunque. Te che te incazzi a fa? Risolvi qualcosa rimanendo incazzato? No.
loro stanno comunque bene, prendono comunque lo stipendio, sì, quindi lo so Alessà, purtroppo adesso come adesso il Cagliari si sta riempiendo di occasionali, ma era anche logico, cioè era facilmente pronosticabile la cosa. Ah, ecco, Grizz, ecco. Comunque, regà, mi fumo quest'ultima sigaretta e poi vado. Il vero scontro tra Olsen e la Padula c'era già stato, Ivan Drago vs Roy. Che poi, cioè, fossi stato, cioè, se è la Padula, cioè, quello con una mano veramente le fa male. State buono, su. Secondo me vogliono buttare giù il Cagliari dalla classifica, ma io non sarei così complottista. Purtroppo ci tengo molto per il calcio e me la prendo abbastanza, devo imparare a perdere con filosofia e non cadere nelle seghe mentali. Assolutamente. Luca Mastrangelo quando perde l'Inter spacca i piatti, pure esibizionismo a parere mio. Assolutamente. Ma perché tu pensi che se non riprendesse mentre fai video spaccherebbe veramente i piatti? Può essere pure di sì, però io sono abbastanza sicuro che non lo farebbe se non si riprendesse. La Padula è napoletano, ho detto tutto. Come tutti i tifosi dell'Atalanta l'anno scorso, basta andare bene e puff, diventano tutti tifosissimi, ovviamente. Su YouTube il Cagliari sta caricando ora gli highlights delle partite. Che li guarda a fare? Tanto, sinceramente l'ho già accantonata la partita con Lecce. Nell'anno della Coppa UEFA con Olivera e Valdés facevamo anche 40.000 persone. Se il Cagliari vuole crescere deve pensare in grande. Giolino credo abbia questi obiettivi. Assolutamente, ma pensare in grande non significa fare spese inutili. Intanto facciamo 25 o 30.000 posti, poi vediamo di ampliarli nel caso. Perché c'è molta rivalità tra Napoli e Cagliari? Perché diciamo c'è una lunga storia riguardo a uno spareggio per la Serie A che si giocò in campo neutro a Napoli, dove da quello che so i tifosi del Cagliari vennero attaccati praticamente dai tifosi del Napoli, se non mi sbaglio appena attraccati proprio con la nave, e da lì è nata la rivalità, poi qualcuno mi correggerà se sbaglio. Ciao Davide. Esatto Alessandro, assolutamente giusto. Grazie mille Marco, alla prossima. Barella lo odio, sta indifferente, totalmente indifferente. Ma sti cazzi è lavatura, ma che me frega a me. Sai a me che cazzo me frega di lavatura. C'è un ex che hai amato anche dopo che ha lasciato il Cagliari? Su Azzo, Acquafresca, Esposito, Langella, Agostini, ce ne stanno un po'.
Sempre Marco, sempre Forza Cagliari. Matri, a mani basse Matri. Assolutamente Matri. Questa non la sapevo, Lorenzo, vedi? Questa non la sapevo. La Rivei. La scena di ieri mi ha ricordato un po' la scena della Rivei col Bastia, eh? A Miguel, a Roma si dice fattela scenne, nel senso vuol dire fatela passare, non ci pensà. Tanto ormai la partita è finita, quindi è inutile che sei incazzato. Francesco lì, mica Bruscolini. E che non me lo scordo, Christian. Secondo te perché mi è andato sul cazzo? La cosa bella è che non c'è stata nessun'altra squadra in cui Matri è riuscito a fare quello che ha fatto a Cagliari. E riesce pure a sputare nel piatto ammagnato. A mani basse Vittorio Sanna a Jeffrey Porta ha raccontato qualcosa. Purtroppo da famiglia tifosa del Cagliari andare in trasferta a Napoli ne so qualcosa. Mi dispiace, Lore. Sabato ci sono i sorteggi dei gironi degli europei. Quelli sì che mi interessano. Quelli sì. Anche il pallone d'oro, il Trento. Il pallone d'oro ne sbatte il cazzo. Lo vince Nandez. Pensiamo alla Samp, Michele, pensiamo alla Samp. Esatto, Albi, esattamente. Esattamente. Italia beccherà in seconda fascia una tra Croazia, Francia, Polonia e Svizzera. Cioè, Croazia, Francia, Polonia e Svizzera stanno in seconda fascia? Seriamente? Cioè, vada per la Svizzera e la Polonia, ma Croazia e Francia in seconda fascia? Seriamente? Comunque, ragazzi, denunciamo tutti il parrucchiere di Nandez. Orribile. Veramente orribile. Non riesco a capacitarmi di come Croazia e Francia possano stare nella seconda fascia. Vabbè. Cioè, penso sia impensabile che la vincitrice dei mondiali sta in seconda fascia, dai. Vabbè, raga. Detto questo, vi saluto, che tanto ormai siamo arrivati praticamente all'ora e mezza di live. Un bacione,
bel saluto e niente, ci becchiamo al prossimo video, sperando di poter parlare di una vittoria del Cagliari la prossima volta. Ciao ragazzi, grazie della compagnia.